Eccezione fatta per la Serie D, tutti gli altri campionati dilettantistici osserveranno una lunga sosta e riprenderanno il prossimo 9 gennaio del 22. A tenere banco in questo lasso di tempo è il calciomercato invernale, aperto lo scorso 1 dicembre, che chiuderà i battenti il 30 dicembre alle ore 19. Ma vediamo quali sono stati gli affari conclusi tra arrivi e partenze dei club agrigentini del campionato di eccellenza Girone A. Partiamo con l'Acragas. Dopo il portiere Dome, l'Acragas ha svincolato altri calciatori. Si tratta di Corrado Montalbano, David Biangola, Simone Giuffrida e Giulio Pardo. Nel contempo ha provveduto all'ingaggio del giovane portiere Samuele Scannella, classe 2004, proveniente dal Pro Favara. In arrivo anche il centrocampista Luca Liguori, ex Castroville in Serie D, anche lui classe 2004. Nei prossimi giorni la società biancazzurra dovrebbe pescare in questo mercato invernale qualche pedina che possa dare maggiore impulso all'assetto tecnico-tattico. Si parla insistentemente di un esterno basso, di uno alto e di un avanti. Per quanto riguarda il Canicattì, ha invece svincolato Marco Cantavenera, transitato a Raffadale, e Flavio Gradito. Nel contempo ha provveduto all'ingaggio del centrocampista Alessandro Prezzabile. Per quanto riguarda il Pro Favara, ha preso Simone Giuffrida in prestito dall'Acragas e ha preso anche l'attaccante Simone Camilleri, mentre ha ceduto Samuele Scannella ai cugini biancazzurri. L'Unitas Sciacca invece ha ingaggiato Santiago Torres, attaccante argentino di 23 anni, ex Rotonda, Ionica e Leonzio, ed il difensore Nicolas D'Agata, 19 anni, è cresciuto nel settore giovanile del Banfield in Argentina. Il Casteltermine ha ingaggiato invece Franco Cornazzani, classe 98, forte attaccante di origini italo-argentine, detto El Tanque, e Sou Muhammadou, classe 2000, attaccante esterno. Infine, al Collura di Porto Empedocle si è disputato il primo Soccer Memorial Marco Ferrera, che ha visto confrontarsi Empedoclina, Sciacca e Casteltermine. Ad aggiudicarsi il trofeo è stato l'Unitas Sciacca, che ha superato sia il Casteltermine che l'Empedoclina. Al secondo posto si è classificato il Casteltermine, chiaramente l'Empedoclina si è classificato al terzo posto.